test appunto diretto, anche della difesa Franco, prego. Sì, Presidente, un'unica domanda, perché l'esame del pubblico ministero ha consentito di far emergere molte delle circostanze, Avvocato Capoccia di difesa Franco, molte delle circostanze che avevamo interesse che emergessero. Innanzitutto solo una precisazione, per quanto riguarda il riferimento che lei poc'anzi ha fatto alla sala giochi Italy Poker. Sì. La medesima è stata chiusa, che le risulti, è stato revocato il provvedimento alla... Quando ero io applicai un testo unico delle leggi pubblica sicurezza, nessun decreto preventivo che... Sì, e rispetto a questo provvedimento, all'epoca il commissariato era diretto dal dottor Franco? All'epoca sì. Allora, un'ulteriore ed ultima precisazione, tra l'altro il pubblico ministero aveva già fatto una sollecitazione sul punto, ricorda, lei poc'anzi ha fatto riferimento alla circostanza che il dottor Franco le sensibilizzò l'opportunità di effettuare dei controlli presso delle sale giochi che erano direttamente o indirettamente riferibili a Carfagna, e le ha chiesto poi il pubblico ministero se potesse collocare nel tempo questa sollecitazione. Lei ricorda più o meno quando iniziò il dottor Franco a farle queste richieste? Forse settembre-ottobre? Allora lei nel verbale al difensore, poi a modo di ovviamente di rettificarlo se ritiene,